Sì, beh, la giornata del 28 novembre è nata su sollecitazione della Conferenza Episcopale del Triveneto. Mi pare che la nostra provincia, la provincia di Treviso, sia stata l'unica a riuscire a organizzare una manifestazione del genere, e di questo andiamo orgogliosi, perché abbiamo messo insieme le associazioni che si occupano della scuola cattolica in un progetto comune. Quindi abbiamo invitato politici, abbiamo invitato amministratori per uno scambio di idee sulla scuola cattolica, soprattutto tenendo presente la sofferenza che sta vivendo la scuola cattolica oggi, che è sofferenza purtroppo di carattere economico. Cioè la scuola cattolica, pur prestando un servizio pubblico, non riceve un contributo che le permetta di sopravvivere senza richiedere la retta dei genitori. È stata sì una bella manifestazione a mio modo di vedere, perché è stata molto partecipata e è stata anche vivace, perché accanto alle dichiarazioni dei vari politici amministratori c'è stato anche uno scambio di idee e interventi da parte del pubblico che hanno un po' messo in agitazione la platea, ma è naturale che sia così, perché appunto stiamo vivendo una situazione di sofferenza. Per cui interventi anche molto vivaci sono stati proprio la manifestazione visibile del disagio, della sofferenza e anche dell'esasperazione che stanno vivendo i gestori di scuola cattolica, soprattutto le scuole materne. Professor Contesotto, indubbiamente l'aspetto economico è stato quello che ha messo in difficoltà in questo momento diversi comitati di gestione piuttosto che parrocchie, in particolare per le scuole per l'infanzia, ma così è anche in realtà per le scuole secondarie, insomma di primo e secondo grado. Però non è solo una questione economica, è una questione anche valoriale di senso nell'esistenza delle scuole paritarie. Sì, beh, sicuramente è vero, cioè non sono i soldi che fanno la scuola cattolica, i soldi permettono però alla scuola cattolica di sopravvivere, però se alla scuola cattolica si toglie tutto il suo bagaglio valoriale non ha senso che esista. È stata un po' anche l'attenzione che ha voluto portare il Vescovo in un incontro che ha avuto con gli insegnanti di scuola cattolica, cioè riscoprire il valore e le motivazioni per cui noi siamo nella scuola cattolica. Certo che è un compito molto difficile, perché fino a poco tempo fa la scuola cattolica era una parte naturale della nostra società, una società di tradizioni cristiane condivise. C'era un bagaglio valoriale condiviso su cui nessuno discuteva. Oggi in una società multiculturale, multivaloriale, diventa molto più difficile fare una proposta educativa cattolica, però è questa la scommessa del nostro tempo. Senza un bagaglio valoriale la scuola cattolica non avrebbe senso. Piuttosto la riflessione va: che cosa deve fare oggi la scuola cattolica per essere una scuola significativa nella società odierna? Ma qui il discorso sarebbe molto più ampio. Io ho una mia convinzione. La scuola cattolica fino a pochi anni fa, pochi decenni fa, era la scuola dei cattolici. Oggi la scuola cattolica deve essere una scuola che propone un progetto di vita che nasce dal Vangelo, ma che deve essere proposto a tutti cattolici e non cattolici, e questa è la scommessa del giorno d'oggi. Questa sfida, si propone soprattutto per esempio per le scuole, secondarie di primo e secondo grado, perché se per le materne, quantomeno in Veneto, è veramente una tradizione importante quella delle scuole paritarie, coprono il 70% della popolazione scolastica, così non è insomma per le scuole superiori, per le quali quindi diventa una sfida ancora più importante. Sì, anche perché nella scuola materna c'è quasi potrei dire una delega di fiducia molto ampia da parte dei genitori nei confronti della scuola. Ecco. Nella scuola superiore il motivo per cui i genitori la scelgono non sempre è dello stesso tipo. A volte i genitori scelgono la scuola cattolica perché è una scuola seria dal punto di vista didattico, oppure perché quel tipo di scuola non si trova facilmente in una scuola statale della provincia, per cui a volte la delega non è così scontata e così sicura, ma proprio lì bisogna instaurare un rapporto di fiducia che è o implicito o deve essere esplicitato attraverso il patto di corresponsabilità educativa, ma è lì proprio che si gioca il valore della scuola cattolica nel proporre un proprio progetto di vita che viene poi accettato e condiviso anche dai genitori.